Câmara dei Rappresentanti di Holanda sta sostenendo studenti nella luce per evitare aumento drastico di interessi per debiti di studio. Una maggioria sta sostenendo proposizione per evitare sacchi. Un gruppo grande di ex studianti e studenti hanno confianza nel duo, lo mira e interessi per il debito di studio moltiplica 5 biana 2,56% la luna di januari, costando miles di euro. Però la Camera dei Rappresentanti del Parlamento di Holanda, Tweede Kamer, sta contro. Ieri ha debattuto tegen ora di madrugada a emenda riba differenti proposizioni per evitare aumento drastico aki che da 30 in vigore un gis. Un dia proposizione che ha debattuto riba geta per ridurre exonerazione speciale con expats nang tahanya na Holanda. Essa aqui ta profissional di exterior que ta traha na Holanda. E hende na aqui tahanya benefício fiscal considerável. Per 5 anni largo non nota paga imposto riba 30% di nan salario. E proposizione ta per ridurre il termine di 5 anni na 20 luna e possibilmente também è 30% del nostro salario con non messer paga imposto riba je, messer baja na 20% e después na 10%. Di forma a che il governo tahanya fondo per cobrir entre otro e inflazione riba deve na di studio e di forma e ridurre interesse di una maniera responsabile. Secondo il parlamentario Peter Omtzigt, quasi a proposizione, è probabile che le medide non sono sufficienti, però lo aiuta per suavizare l'impatto. Da di waka work che il governo su reazione lo sta ribesaki.